Ci ha fatto veramente onore avervi qua, farvi vedere un po' la nostra realtà, come si è evoluta nell'ambito dei nostri settori professionali. Volevo chiederle un po' quali sono le cose che l'hanno più colpita, se ce ne sono. Allora, innanzitutto la dimensione, cioè io non immaginavo che in un'unica struttura ci potesse essere tutto questo spazio dedicato alla formazione diretta. La complessità, abbiamo visto la parte grafica, la parte elettronica, la parte termoidraulica, quindi devo dire è completo, il che credo in un mondo in cui le competenze si vanno integrando, il fatto di avere all'interno dello stesso istituto tutte queste specializzazioni è un grande valore aggiunto. Una volta eravamo abituati alle scuole di formazione che avevano una specializzazione, e invece direi che la parte orizzontale è quella che mi ha colpito. Bene. Crede che ci possono essere delle opportunità legate allo scambio con il territorio, imprese, no? Che si rivolgono alla scuola per bisogni o altro? Penso proprio di sì, anche perché devo dire che ho visto in formazione tanti ragazzi che usciranno da questa scuola con una preparazione che è richiestissima da parte delle aziende. La cosa, come sempre, più difficile è far capire alle imprese che le soluzioni ai loro bisogni magari sono molto più a portata di mano e più vicino di quanto sembri, ma su questo ci lavoriamo. Bene, è stato un onore. L'onore è stato mio, grazie Bene, del grazie. tempo. Grazie.